Buonasera, ben trovati. Vediamo le principali notizie di oggi. Sicilia in fiamme, l'emergenza più grave nel Palermitano, dove nel ponte di Bonagia alcune auto sono state circondate dal fuoco. Incendi anche a Messina, Agrigento e Trapani. Intanto Palermo città è alle prese con un altro allarme, cassonetti stracolmi di immondizia non raccolta dati alle fiamme dai cittadini esasperati. Migranti, i richiedenti asilo possono pagare 5.000 euro per evitare di finire nei CPR. È l'ultima novità che arriva dal decreto legge, intanto Lampedusa si svuota. Caro prezzi, supermercati e grande distribuzione faranno sconti del 10% per combattere l'inflazione, bonus carburante e bollette per le famiglie a basso reddito. Oggi è la giornata mondiale senza auto. L'obiettivo è ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere spazi a misura di bambini. Ma Catania avrà risposto adeguatamente. Calcio in Serie C, pareggio incolore del Catania a Monopoli. Il Messina viene raggiunto sul finale dalla Turris. Bentrovati. La Sicilia torna a bruciare, fiamme dovunque, la situazione più grave a Palermo, nel ponte di Bonagia, auto in fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da ogni angolo della città. Incendi anche a Messina, Agrigento e Trapani. Sentiamo Marco Gullà. Come quel 25 luglio scorso, la Sicilia ancora una volta devastata dagli incendi. Sono oltre 40 i roghi con i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento insieme ai forestali e volontari della protezione civile in tutta la regione. Situazione ancora una volta drammatica a Palermo. La circonvallazione per alcune ore è stata bloccata nella zona tra Bonagia, via Belmonte Chiavelli e la zona del Pagliarelli, con le strade letteralmente a fuoco, auto in fiamme, capannoni a fuoco nella zona di Bonagia. Un canneto è andato in fiamme e il fuoco ha investito una vettura. Un altro incendio è divampato in via Ernesto Basile, dove si svolgono i mercatini di Natale e la Fiera dei Morti. Un terzo incendio si è sviluppato vicino a un'impresa edile in via Belmonte Chiavelli. Il forte vento di scirocco sta rendendo inoltre difficile l'intervento delle squadre di soccorso, al momento impegnate anche in altri interventi in città, in via Messina Marina e nella zona di via P3. Intanto, sempre a causa di un incendio, un tratto della 20 Palermo-Messina è stata chiusa nel tratto compreso tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono, e poi è tornata a bruciare anche la discarica di Bellolampo, dove hanno preso fuoco delle sterpaglie. L'incendio è stato domato dagli operatori della RAP. Ieri notte si è tornata ad assistere a scene di panico nel quartiere palermitano di Brancaccio, cittadini sopra i tetti delle villette per sfuggire alle fiamme. All'alba sono ricominciati i lanci d'acqua dall'alto da parte di elicotteri e Canadair, mentre non si sono mai arrestate le operazioni da terra. Interventi in corso nel palermitano a Caltavuturo, contrada Favarella, a Carini, in contrada Lo Zucco, a Contessa Entellina, in contrada Micina. Si segnalano roghi estesi sempre in provincia tra Gratteri e Lascari, nelle montagne intorno a Gibilmanna, dove sono entrati in azione anche forestali e volontari. Bruciano anche le altre province, da Messina ad Agrigento. Intanto è botta e risposta tra il vescovo di Cefalù e il governatore siciliano Schifani. Il vescovo aveva detto: occorre organizzare una protesta generale davanti all'inerzia colpevole dei vari governi regionali. Tra incendi e calo demografico avanza la desertificazione della Sicilia. Schifani ha replicato dicendo: stupiscono le parole del vescovo di Cefalù, che rischiano solo di alimentare proteste e fomentare la sommossa popolare. Un uomo è morto a Trappeto, nel Palermitano, proprio durante l'evacuazione di alcune abitazioni lambite da un incendio. L'uomo forse è stato preso dal panico e potrebbe aver avuto un malore, lo chiarirà l'intervento del medico legale. Sul corpo trovato all'esterno della casa non ci sarebbero segni di bruciature. Rimaniamo a Palermo, Palermo città, dove c'è un'altra emergenza legata ad un altro tipo di roghi, quelli dei cassonetti. Da giorni infatti i cittadini danno fuoco ai contenitori stracolmi di spazzatura non raccolta e alle discariche che si vanno formando in giro per la città. Sentiamo Maglio Viola. Non solo incendi boschivi per lo più dolosi che minacciano case, terreni e ville, che distruggono vegetazione ed ecosistema, che tengono in apprensione un'intera città. Nei quartieri popolari di Palermo il fuoco è usato per liberarsi dai rifiuti che si accatastano senza venire raccolti. Se in centro la raccolta differenziata evita questo disastro, in periferia l'immondizia si trova sempre a ogni angolo di strada, tanto che anche il presidente della RAP, l'azienda rifiuti di Palermo, ammette di vergognarsi della situazione da cittadino prima che da amministratore. Un'emergenza internazionale
intermittente che continua da anni a causa dei problemi di carenza di personale e dei mezzi di cui soffre la RAP. Nonostante gli sforzi dell'azienda, che ha cercato di bilanciare le assenze attraverso il ricorso a degli itinerari straordinari, ogni qualvolta la macchina organizzativa si inceppa, la spazzatura torna a popolare i marciapiedi della città. Adesso in stato di agitazione c'è anche il personale RAP. Ieri però un ordine del giorno del PD per il potenziamento del servizio è stato bocciato in Consiglio Comunale, non ci sono i soldi. Così i cittadini che non ce la fanno più nella notte danno alle fiamme rifiuti incuranti dell'inquinamento e dei rischi. Le ultime 2 notti sono state drammatiche in 3 quartieri e si teme per la prossima notte, visto che la situazione incendi in provincia e in periferia rischia di lasciare di nuovo la città senza mezzi e senza vigili del fuoco. Contagi Covid in risalita, ma non preoccupano il Ministero, che chiede vigilanza alle strutture sanitarie per tutelare i pazienti fragili. Tornano le mascherine in ospedale, al momento nessuna restrizione a scuola. Luca Ciliberti. Tutelare i soggetti più fragili dal Covid. È questo l'imperativo della stagione autunnale appena cominciata a fronte dell'aumento dei casi nelle ultime settimane. A partire proprio dagli ospedali, che nelle varie regioni stanno già adottando una stretta, prevedendo che i medici e i sanitari che risultino positivi al virus, anche se asintomatici, debbano restare lontani dai pazienti e dai reparti, svolgendo altre mansioni. Grande fermento si registra anche nella scuola, dove i sindacati e personale sollecitano al più presto chiarimenti da parte del Ministero della Salute su come gestire i contagi tra insegnanti e alunni, per evitare un pericolosissimo e tra l'altro illegittimo fai da te dei singoli istituti. Le prime dosi del vaccino anti-Covid aggiornato inizieranno ad arrivare nelle regioni la prossima settimana. In caso di positività, il Ministero invita a indossare un dispositivo di protezione FFP2 se si entra a contatto con altre persone. Se si è sintomatici, bisogna rimanere a casa fino al termine dei sintomi, informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziani, fragili o immunodepresse. Nonostante la sospensione dell'isolamento, almeno fino al 31 dicembre 2023 rimane l'obbligo di indossare le mascherine per i lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani e immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse e in strutture sociosanitarie e socioassistenziali. Il test per il Covid dovrà essere fatto anche su coloro che, arrivati al pronto soccorso, dicono di aver avuto contatti stretti con persone positive all'infezione. Il test è inoltre raccomandato sui pazienti senza sintomi, che devono accedere ai reparti più delicati, come per esempio oncologia, ematologia, malattie infettive e terapie intensive. È morto alle 19:45 di oggi il Presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano. Si è spento presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo di Roma. Lo stiamo vedendo, Napolitano era stato Presidente della Repubblica per ben 2 volte. Adesso andiamo a Lampedusa, dove arriva una novità, la possibilità per i migranti di pagare 5.000 euro per evitare il centro di rimpatrio. Il decreto che prevede questa possibilità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto si svuota l'hotspot di Lampedusa. Lorena Dolci. 5.000 euro o il CPR, il centro di permanenza e rimpatrio. Arriva la cauzione per ottenere una misura alternativa. Lo prevede un decreto del Ministero dell'Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, che fissa a 4.938 euro l'importo che deve garantire al migrante per il periodo massimo di 4 settimane la disponibilità di un alloggio, della somma occorrente al rimpatrio e dei mezzi di sussistenza minimi. È una garanzia finanziaria che deve essere versata in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e non può essere versata da terzi. La norma è già in vigore. Resta da capire chi tra la massa dei disperati in cerca di futuro potrà contare su questa somma dopo aver pagato gli scafisti. Intanto, mentre Piantedosi contatta i prefetti per trovare i nuovi CPR, si svuota Lampedusa, complice il mare mosso e i continui trasferimenti. La Croce Rossa conta entro domenica di azzerare le presenze. A portare la voce dei migranti all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il presidente della Croce Rossa, Rosario Valastro. Credo che le due cose siano strettamente connesse, chi ha bisogno di aiuto e chi aiuta, perché entrambe rappresentano sul campo quella comunità che mette in evidenza le emergenze del nostro tempo, che sono tante e di cui il fenomeno migratorio è la manifestazione più evidente, ma ci sono anche i conflitti, l'emergenza climatica e le povertà. L'ONU ha bisogno di tornare ad avere un ruolo centrale, perché è fondamentale che sia la comunità internazionale tutta che agisca. Intanto la Regione ha attivato a Lampedusa una postazione del 118, uno strumento di assistenza medica per i migranti, ma anche per la popolazione e i turisti che affollano l'isola.
2 file video con le riprese dello stupro di gruppo subito dalla 19enne palermitana violentata il 7 luglio al Foro Italico, girate da Angelo Flores, uno dei 7 arrestati per gli abusi, sarebbero stati inoltrati dal ragazzo ad amici estranei alla vicenda e non indagati. È l'esito della consulenza tecnica disposta dalla Procura di Palermo sul cellulare del ragazzo che aveva salvato il filmato, poi divenuto una delle principali prove a carico dei 7 del branco, tutti ancora in cella. Flores, sempre secondo quanto accertato dal consulente prima della violenza, avrebbe girato il numero della vittima a diversi amici, descrivendo la 19enne come una ragazza disponibile ad avere rapporti sessuali anche con sconosciuti. E sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un professionista modicano di 57 anni deceduto martedì scorso all'ospedale Maggiore Baglieri di Modica, nel Ragusano, durante una colonoscopia. Medici ed infermieri sono stati iscritti nel registro degli indagati. Nello stesso ospedale è morta la notte scorsa una donna di 59 anni colpita da ictus cerebrale. I parenti hanno presentato denuncia alla polizia chiedendo il riscontro diagnostico. Contro i rincari dovuti all'inflazione, numerose catene di supermercati e discount aderiranno allo sconto del 10% sulla spesa, bonus carburante e bollette per le famiglie a basso reddito. Sentiamo i dettagli da Ciliberti. Bonus, benzina e bollette in arrivo, ma anche uno sconto del 10% sulla spesa alimentare nell'ultimo trimestre dell'anno. Lunedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri approderanno infatti le misure a sostegno delle famiglie e delle fasce deboli contro i rincari in questi mesi. Il bonus carburante da 80 euro dovrebbe essere caricato sulla social card dedicata a te, andando ad aggiungersi al contributo di 380 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità per 1,3 milioni di famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Da capire se verranno inserite agevolazioni fiscali anche per alcune categorie come gli autotrasportatori o i pendolari. Per quanto riguarda le bollette, è in arrivo la proroga del bonus sociale destinato alle famiglie, quelle con ISEE sotto i 15.000 euro. In entrambi i casi il ceto medio è tagliato fuori. Dal 1 ottobre al 31 dicembre a tutelare i risparmi dei consumatori, almeno nella spesa alimentare, saranno le catene della grande distribuzione che hanno aderito al trimestre anti-inflazione su iniziativa del Ministero per le imprese del Made in Italy. Ci saranno sconti fino al 10% sui beni di largo consumo in circa 25.000 tra grandi supermercati, discount, superstore e ipermercati, quasi l'intera rete in tutta Italia. In 30 aziende hanno già detto sì, da Esselunga a Conad, da Carrefour a Coop, da PAM a Lidl, passando per Tigre, Famila e Deco, a cui si aggiunge la rappresentanza dei coltivatori Coldiretti. In bilico ci sono solo alcune catene di discount come Eurospin e MD. L'intesa sarà firmata ufficialmente giovedì prossimo, 28 settembre, a Palazzo Chigi, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A San Cristoforo, quartiere catanese, una discarica a cielo aperto tra un oratorio e una scuola. Il prete del quartiere pulisce e denuncia il degrado in un luogo frequentato da centinaia di bambini. Emanuela Corsi. Una discarica a cielo aperto tra un oratorio e una scuola. Siamo in via Zammataro, nel quartiere catanese di San Cristoforo. Qui non manca nulla, dal frigorifero al materasso, dai mobili ai rifiuti di ogni genere, e ovviamente non mancano anche gli insetti, le blatte e i topi. Molti residenti sono esasperati. È una situazione, sgradevole, anche perché soprattutto con il caldo poi si sente molta puzza. Viviamo con la paura se escono animali da sotto questa spazzatura. Ma abbiamo fatto richieste, controrichieste, ma sempre così è. Io anche ho chiamato al comune, cose però. E non è mai venuto nessuno? Non è mai venuto nessuno. Qualcuno chiede le telecamere. Abbiamo chiesto di mettere le telecamere, non si può nemmeno più parcheggiare le macchine, ma non è neanche giusto perché ci sono i topi. Voi avete segnalato? Sì, più volte, sia il parroco che la scuola, ma non... Qui padre Stefano della parrocchia di Santa Lucia ogni giorno prende la scopa e cerca di dare il buon esempio. Mi chiamano addirittura Uparino Spassino. Se tutti facessimo così, ognuno davanti a casa sua, davanti dove abita, credo che anche l'igiene, la pulizia sarebbe di un'altra immagine. Da tempo il parroco denuncia lo stato di degrado di questa via dove ci sono tantissimi bambini. Noi ci rivolgiamo ai servizi, alle autorità competenti, lanciando anche l'appello a quelli che non hanno la coscienza
del territorio, dell'ambiente, di poter prendere coscienza che se fossero i loro bambini a vivere in questa situazione, se fossero i loro figli a non respirare bene o a respirare questa puzza, non so cosa direbbero. La discarica è alle spalle del circolo didattico Caronda. Più volte i rifiuti hanno preso fuoco e i docenti hanno dovuto evacuare le aule piene di bambini esposti alle esalazioni tossiche. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Giovanni Luppino, l'uomo che ha accompagnato Matteo Messina Denaro alla clinica La Maddalena il giorno in cui venne arrestato. L'uomo inizialmente era accusato di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza di pena. Recentemente i PM gli hanno contestato anche l'associazione mafiosa. Giornata mondiale delle città senza auto. Sentiamo cosa ne pensano i catanesi. Il 22 settembre è la giornata mondiale senza auto, un'iniziativa che vuole liberare le città dalle automobili nel tentativo di ridurre l'inquinamento e il traffico. A Catania però quasi nessuno conosce questa ricorrenza. Oggi è la giornata mondiale senza auto. Sì. Lo sapevi? No. Lo sapevate? No. Vero? Allora non lo sapevo. Purtroppo abbiamo da fare, quindi... Secondo me qua c'è più traffico degli altri giorni. Questo perché siamo nella giornata mondiale senza auto? Può essere. Gli unici luoghi dove non si vedono auto sono le isole pedonali, come in quella appena inaugurata di Piazza Mazzini. Non si inquina, non serve carburante, però serve la luce, ci deve ricaricare. È perfetto, è molto rilassante e anche così va bene per tutti. L'obiettivo della giornata mondiale senza auto è quella di privilegiare il trasporto pubblico, l'uso della bici, la camminata. Una bella cosa, purtroppo Catania non è la città adatta, perché si gira con la bici, l'attacchi a un palo e te la rubano, o che sia bicicletta elettrica o che sia bici di 5 euro, purtroppo non è città adatta. Tanti già da tempo preferiscono girare in città con bici o monopattini, ma all'auto a rinunciarci sono veramente in pochi. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, Catania sottotono a Monopoli. I rossazzurri comunque infilano la seconda partita di fila senza subire gol. Intanto dal mercato degli svincolati arriva Zanellato per rafforzare la mediana. Marco Carli. Una sola vera occasione per il Catania, poche emozioni in un match il cui logico risultato è 0-0. Rossazzurri sfilacciati e lunghi con la difesa schiacciata indietro dal movimento di un Monopoli che in generale interpreta meglio la gara. Poca fluidità e prestazione incolore per il Catania. Abbiamo fatto poco per vincerla, non abbiamo fatto sicuramente una buona gara, abbiamo sbagliato tanto, devo dire che gli avversari sono stati bravi perché è anche giusto dire le cose come stanno, però guardando in casa nostra sicuramente non è stata una partita positiva. Quello che c'è di buono nella partita non positiva è quella che comunque siamo riusciti a portare a casa qualcosa. Gli etnei rischiano un po' con una traversa su deviazione di Buà, con Spalluto e Starita, ma in generale la coppia Curado-Silvestri se la cava con capacità e porta a casa assieme a Livieri un'altra prestazione con 0 gol incassati. Per Curado anche l'onore di indossare la fascia di capitano. Per me è ovviamente motivo d'orgoglio e sono consapevole che è anche una grossa responsabilità, però c'è da dire anche che ovviamente vogliono mirare a Ciccio, a Peppe, sono i nostri capitani e ovviamente mancano e tanto a questo gruppo, a questa squadra. Poca spinta sugli esterni invece, almeno fino a quando non entra Quaini a dar manforte al centrocampo e di conseguenza la retroguardia. Zanellato in tal senso per la mediana è un ottimo innesto biennale per lui. Ci si proietta già alla sfida con il Foggia di lunedì, trasferta vietata per i tifosi foggiani. Sarà un'altra partita da sold out e il Catania vorrà offrire uno spettacolo diverso da quello visto in Puglia. Pareggio 3-3 del Messina al Francoscoglio contro la capolista Turris, presentazione nel complesso positiva dei giallorossi rimontati al 6° minuto di recupero dall'attaccante nocerino Sergio Colosi.
Pareggio tra Messina e Turris all'insegna dei rimpianti, maggiori quelli dei giallorossi in vantaggio prima 2-0, poi 3-1 e rimontati al 6° minuto di recupero. Se Modica ha confermato nel bene e nel male la sua scuola zemaniana, ha fatto peggio Bruno Caneo, lasciando in panchina per un turnover esasperato il tridente d'attacco titolare per oltre un'ora. Quanto è bastato al Messina per portarsi avanti di 2 gol dopo 9 minuti, con Plescia, uno che ha poca confidenza con la rete avversaria, ma a segno dopo 44 secondi, e raddoppio di Frisenna alla seconda presenza in Serie C. Emozioni e reti, ma anche tanti errori nelle rispettive fasi difensive, e su uno di questi Dauria riapre la sfida del Franco Scoglio. In avvio di ripresa Mausso ristabilisce le distanze con un tiro al volo. Caneo boccia le sue scelte iniziali e al minuto 17 inserisce l'artiglieria pesante, Giannone, Nocerino e Maniero per i più leggeri, Pavone, De Felice e Dauria. Il Messina avverte una pressione maggiore, nonostante il parziale di 3-1 sembra rassicurante. Così non è, in 13 minuti la rimonta firmata da un sinistro di Giannone sotto l'incrocio e da un colpo di testa di Nocerino in beata solitudine, con una difesa giallorossa distratta e abbandonata al suo destino anche dagli altri reparti. Sugli spalti più amarezza che soddisfazione per avere comunque fermato la Turris al primo pareggio dopo 3 successi. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia, da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata, arrivederci.